Santino! No? Santino! Sorriso alla televisione! Alla stampa! Che è successo all'ultima prova? Problemi con il cambio? Ho avuto problemi con il cambio. Non mangia palleggiare. Enzo! Vero? Io quello film a fare, sai? Mortala, mortala! Un sorriso per la stampa! Gianni, un sorriso per la stampa! Guarda, guarda! 240 detti di fuori, via! È un grande, è un grande! È un grande, è un grande! Bravo! E tu però non dovevi togliere... Complimenti e premi anche per voi. Di classe A7. Anche voi molto soddisfatti, tra l'altro il tuo navigatore di casa davanti al suo pubblico. Fategli un applauso a questi due piloti salentini. Grazie dell'applauso, siamo contenti di essere a Maglie come piazza d'arrivo, perché è una bella piazza e soprattutto è piena di appassionati, e poi c'è il mio navigatore di casa, insomma. La gara è andata abbastanza bene, abbiamo avuto un problema all'ultima prova, siamo rimasti con la testa praticamente. Premi anche per voi, ve li diamo subito. Beh, dobbiamo ricordare che Siciliano, oltre ad essere mister simpatia, come lo abbiamo eletto ieri, è anche il presidente della Motorsport Scorrano e quindi della scuderia che vanta un gran numero di partecipazioni anche a questo Rally del Salento. Dopo la Caserano Rally Team è la scuderia che ha presentato più equipaggi in questa gara, quindi facciamo un applauso anche per questo a Siciliano e a Forte. Si festeggia con le coppe. Ivan Fizzagane e Cristian quarta. Io li vorrei definire i vincitori morali di questa gara dello challenge. Ivan una gran soddisfatto, perché voglio dire, bisogna vedere la somma, mi dispiace rovinare la festa perché è sempre una bella festa. Mi affido alle persone preposte per, insomma, che vedano bene i tempi. Perché io matematica ho anche tanti che sono sbagliato io, chi lavora sbaglia. Però seguendo le regole siamo noi ragazzi. Comunque le persone che lavorano sono persone garbate, per cui mi affido a loro. Adesso prego la possibilità di andare a testimoniare della classifica in direzione gara. Noi naturalmente qui facciamo una premiazione estemporanea che ho detto permette del vincitore morale al di là dei tempi, per lo spettacolo e per il cuore che ci metti quando sei in macchina. Cuore tanto perché volevi arrivare. Rocco Leone, Giovanni De Giuseppe.
sono terzi di classe per il navigatore. Pronte? Leone De Giuseppe. Anche per voi grande soddisfazione per aver visto il traguardo qui in questa splendida piazza di Magli. Erano 2 anni che non lo vedevamo, quest'anno l'abbiamo rivisto di nuovo, siamo contenti così. Ci vediamo l'anno prossimo allora, speriamo bene. Arrivederci a tutti. Leone di Scorrano, mentre lui gioca in casa, De Giuseppe gioca in casa perché è magliese. Opel Corsa GSI 16 valvole di gruppo N classe 2, anche questa, come abbiamo detto prima, per la Clio Williams. Anche questa macchina ha rappresentato un punto d'arrivo per molti giovani negli anni 80-90 e la Opel Corsa GSI 16 valvole aveva un fascino particolare. Eccola qui, salutiamoli con un applauso.